si riqualifica questo parco organizzando eventi che coinvolgano appunto le famiglie. Leonardo Campion, neopresidente dell'Associazione Prima i Trevigiani, riassume così la ricetta per riqualificare i giardinetti di Sant'Andrea, da tempo ormai frequentati da sbandati e spacciatori che spesso proprio tra le giostrine e le panchine nascondono le dosi di droga. I residenti hanno deciso di dire basta e oggi si sono ritrovati con giochi, gazebi, truccabimbi e animazione. Di ridare questo parchetto ai trevigiani e soprattutto alle famiglie trevigiane, visto che ultimamente ha preso la nome un po' di essere mal frequentato. Arresti, dei controlli dove hanno trovato spacciatori o comunque gente che consumava alcolici nonostante il divieto all'interno del parco. La polizia locale è presente con i controlli, ma non basta, spiegano i residenti, bisogna che i trevigiani tornino a riappropriarsi di quest'area verde. Il cittadino deve essere proprietario dei propri spazi, della propria città, questo è fondamentale. Essere ripristinato, un po' di sicurezza. Bisogna riappropriarsi un po' di questa zona. È nostra. È da un bel po' che non frequento questo parco, allora... Perché non lo frequenta? Perché diciamo che non c'era della bella gente che girava, allora ho evitato anche di portare lui. C'è bisogno di noi mamme, di genitori che portino i bambini.